Buongiorno da Mergellina, con la brezza del mare ed uno degli scorci più suggestivi della città di Napoli. Siamo qui per il nostro ultimo appuntamento della stagione di Orgoglio Napoletano. L'idea di salutare gli amici di Napoli Flash 24 con un buon caffè ci è sembrata ben augurante per gli incontri della prossima stagione. Seguiamo il profumo dello zucchero che luccica sulle graffe appena fritte. Siamo nel posto giusto. Siamo arrivati allo Chalet Ciro, locale storico, conosciuto dai napoletani come riferimento di gusto e di dolcezze. E se il profumo ci ha attirati fin qui, la vista ci conquista totalmente. Per il gusto, mi sa che dovremo attendere. Le vetrine sono un vero tripudio di colori, un tempio pericolosi, una tentazione irresistibile. Ma il vero motivo di questo spettacolare orgoglio è un altro. Un piccolo locale, che nato nel 1951 ha saputo rinnovarsi negli anni producendo per la città attrattiva, gusto e lavoro. Lo Chalet Ciro resta aperto tutta la settimana dall'alba fino a notte fonda, dando lavoro a circa 70 persone. È la voce del patron quella che vogliamo ascoltare, sono le sue ricette dolciarie ed imprenditoriali quelle che vorremmo regalare ai nostri amici e ai nostri ragazzi. Ci troviamo nella piazzetta dello Chalet di Ciro a Mergellina con il signor Antonio De Martino, che ringraziamo per l'ospitalità e per l'accoglienza. Mio nonno ha fondato questa azienda nel 1952 e sempre con la conduzione di uno o sua o di mia madre o mia abbiamo gestito questa azienda in modo da portarla a livelli di conoscenza molto ampia, sia nazionale che internazionale. La nostra unica meta è stata la qualità dei prodotti da usare e con l'aiuto di maestri pasticcini e gelatieri noi riusciamo a ottenere. La nostra storia, si basa su una grande passione e sulla scelta di prodotti di massima qualità. Qui sul tavolino vediamo due specialità, la graffa che è conosciuta in tutta la città ma anche fuori dalla città per la sua morbidezza e poi per la particolarità che è fritta al momento, quindi in ogni momento della giornata, dalla mattina all'alba fino a notte fonda, queste graffe sono sempre calde e appena pronte. E poi abbiamo un nuovo dolce, questo dolce che Cerasù, dal nome della ciliegia, della cerasa napoletana, per il suo colore. Antonio, questo locale, da questo locale hai visto passare tantissime persone, gente comune e personaggi, personalità e un po' tutto il mondo dello spettacolo. Abbiamo sempre il piacere di constatare che nel jet set nazionale e internazionale, qualora c'è sta una pausa, una vacanza a Napoli, noi siamo fra le mete di tutti e con mia grande soddisfazione faccio la mia parte di buon napoletano e rendo questa pausa un ricordo piacevole per chiunque poi se lo porta all'estero e altrove. Don Antonio, le volevo ancora chiedere, quindi è sua abitudine intrattenersi con i clienti? Qualche volta capita che lei si intrattiene con i clienti? Diciamo che la mia figura fra i tavoli e nel bar è una figura molto discreta di accoglienza, ma poi non, soprattutto per alcuni personaggi io evito di essere invadente, di poter testimoniare la nostra presenza oltre il dovuto, cioè che io mi limito all'accoglienza, a garantirmi che la sosta sia soddisfacente e nient'altro, poi torno nell'ombra da dove sono venuto. Magari ci sono persone in cerca di un po' di privacy e questo posto si presta particolarmente a questa cosa, nonostante sia come un po' l'ombelico del mondo, al centro del litorale, ha i suoi angoli privati dove poter intrattenere conversazione senza essere disturbati dall'esterno. Questo posto è il sogno di qualsiasi innamorato, di qualsiasi sentimento, essendo un posto meravigliosamente bello per quello che è la geografia proprio del posto, il punto dov'è, un cielo così generoso di stelle, confortato da un ottimo dolce, un grande caffè, è il paradiso. Lasciamoci con una speranza, invece con un sorriso e con la proposta di un nuovo dolce, magari una nuova fantasia a cura di Don Antonio.
Quale potrebbe essere? Cosa bolle in pentola a casa Ciro? Cosa bolle in pentola lo diciamo solo nel momento in cui serviamo in tavola, non lo diciamo prima, perché temiamo sempre di essere anticipati. Gli ultimi dolci che abbiamo fatto c'era su la mela stregata, il cono raffa, sono state delle tappe significative, diciamo, e importanti, che hanno incuriosito il nostro pubblico, i nostri clienti ormai da decenni, e quindi stanno un po' sulla corda con occhio alle nostre vetrine, perché mano a mano noi sforniamo nuove idee, nuove proposte. Però le diciamo solo nel momento in cui le mettiamo in vetrina, prima non lo diciamo a nessuno. Bene, allora ci lasciamo con la promessa di essere i primi ospiti per le novità che verranno. Grazie e grazie per averci accolto con tanta simpatia e tanto calore. Grazie Don Antonio, ciao. Siamo con Daniele, falconiere ufficiale dello Chalet Ciro a Mergellina, che ci farà conoscere una presenza importante. Allora, lui è Alfonso, è una poiana di Harris, nota anche come aquila del deserto, e si trova qui per allontanare i piccioni che disturbano i tavolini del locale. Questa qui è una delle nuove frontiere della lotta ecologica, in quanto permette l'utilizzo di un rapace per allontanare i piccioni, quindi sfruttando la paura della preda verso il predatore. Alfonso è un maschietto di 6 anni e ormai lavora qui da più di un anno. Lavora tra virgolette perché per lui all'effettivo è soltanto sempre una simulazione di caccia, quindi il falco non è stressato, ma è soltanto una simulazione di quel che farebbe normalmente in natura, quindi non è per nulla snaturato, ma l'unica cosa che c'è di differenza tra un rapace da falconeria e un rapace selvatico è soltanto che il rapace da falconeria ha accettato l'uomo come, diciamo, un compagno di caccia. Grazie Daniele, e vuoi richiamare per noi Alfonso? Lo vorremmo salutare insieme a te.